Sicurana Turistica nasce lo scorso anno dopo un periodo di lavoro, di sviluppo, soprattutto in termini turistici di questo nostro territorio, dopo una serie di interventi sia di riqualificazione urbana sia di organizzazione di eventi culturali. Ma Sicurana Turistica soprattutto è una scommessa che mette insieme l'ente locale, l'amministrazione, le associazioni del territorio e soprattutto gli operatori economici del settore turistico. Alla Sicurana Turistica nascono alcune iniziative come Vacanza ad €1 oppure l'organizzazione di un corso di inglese per gli operatori turistici per consentire a tutti di acquisire quelle competenze necessarie per un'accoglienza di qualità. Questo ci consiglierà di formulare pacchetti turistici e accogliere al meglio chi verrà, soprattutto attraverso anche le esperienze che noi stiamo mettendo in campo per far vivere al turista, al visitatore davvero la nostra realtà, i nostri usi, i nostri costumi, le nostre tradizioni, perché noi siamo partiti dalla memoria e siamo proiettati verso il futuro. Siculiana è un piccolo borgo dalla storia millenaria. Tracce archeologiche ci raccontano che fu abitata fin dal Neolitico, considerata da alcuni storici come l'antica Camico, individuata successivamente come Cena in epoca romana e con l'antico casale arabo della rocca di Calat Sugul. Ancora oggi le radici ebraiche e arabe rivivono nel centro storico con gli scorci particolari che offrono al visitatore un'esperienza autentica. Ma non solo, c'è anche Palazzo Agnello, una bella dimora nobiliare, e i suoi numerosi ospiti illustri, Dacio Maraini, Tomasi di Lampedusa, Monica Vitti, ma anche Karl-Heinz Stockhausen, Mary Bauermeister e molti altri. Per non parlare del Museo Astro, che ricorda le origini siculianesi del campione di Formula 1 Ayrton Senna, una tappa irrinunciabile per gli appassionati di Formula 1 e non solo, ma anche il Museo Mete, il Museo Diffuso di Costanza e Brancaleone, che danno a Siculiana il nome di città degli sposi, e molto altro ancora, le spiagge di Siculiana Marina e di Torre Salsa, che ci regalano tramonti mozzafiato. Insomma, è difficile riassumere tutto in poche parole. Venite a trovarci. La festa del Santissimo Crocifisso è dedicata al simulacro miracoloso e taumaturgico del Cristo Nero. È una festa molto sentita dai siculianesi e non solo. 3 parole possono riassumere oggi la festa del Santissimo Crocifisso: fede, tradizione e divertimento. La fede autentica dei tanti fedeli che scalzi fanno il voto al Cristo Nero, la tradizione della particolare processione che si tiene il 3 maggio con il simulacro che sopra la vara passa per le vie del centro storico quasi a sfiorare i balconi, ma anche la tradizione dei profumi che si ritrovano in piazza tra cubasda e zucchero filato. Il 1° maggio c'è tradizionalmente uno spettacolo musicale in piazza. Il 2 maggio si può assistere alla particolare funzione religiosa che è la calata del velo, che racconta appunto lo svelamento del simulacro, e a seguire in serata ci saranno i giochi pirotecnici. Il 3 maggio invece c'è la processione a partire dalle 15 fino a tarda notte. La piazza comunque rimane sempre gremita di persone con street food e divertimenti. La festa inizia ufficialmente il 29 aprile con lo sparo di bombe a cannone per annunciare appunto l'inizio della festa, con vari momenti religiosi e di fede. Il sogno del cassetto in realtà è vincere. Vincere è una scommessa, non sicuramente da solo, ma con la mia comunità. La scommessa è quella di fare di questo territorio, di questa piccola realtà, davvero un modello di sviluppo attraverso il turismo, la valorizzazione della nostra storia e delle nostre radici, e soprattutto dare la possibilità ai nostri giovani di rimanere in questo territorio, di lavorare e vivere proprio a Siculiana, per cui mettere insieme economia e cultura per uno sviluppo sostenibile. Da qui, dalla nostra Museo Astro, dedicata al pilota di Formula 1 Ayrton Senna e alle sue radici che sono siculianesi, noi vi mandiamo un caloroso saluto e soprattutto vi aspettiamo, vero Lorina? Sì, aspettiamo tutti quanti, un caro saluto a tutti i follower, a presto!